Ben ritrovati per un'altra puntata di Alla scoperta delle Dolomiti. Anche questa volta più che Dolomiti sono Prealpi ed è un giro molto particolare. Intanto vi posso anticipare che è molto lungo, sono praticamente 17 km, quindi bisogna avere un po' di allenamento per riuscire a fare un giro come questo e soprattutto bisogna avere una certa capacità ad affrontare saliscendi. Si va su un terreno che sarebbe facile da fare nel periodo inizio primavera oppure fine autunno. Noi l'abbiamo fatto in una stagione nella quale già c'era il rigoglio delle erbe. È una zona molto affascinante, si parte dalla Casera, il famoso ristorante del Nevegal, si sale fino al Visentino dove abbiamo trovato anche una festa degli alpini, si scende poi verso la Forcella e da lì si torna indietro, quindi praticamente la strada di ritorno è tutta che guarda verso la Val Appisina, il Fadalto, tanto per essere ancora più semplici. Si fa un lungo percorso molto abitato una volta a questo posto, adesso naturalmente è selvaggissimo. Si arriva giù in fondo e si risale per arrivare ancora al Brigata Cadore. Un giro molto particolare, una delle scoperte che ha fatto lui e che trasmette a noi di Giovanni Carraro, che è il nostro accompagnatore. Cari amici della montagna, buongiorno a tutti, eccoci per una nuova puntata di Alla scoperta delle Dolomiti. Quest'oggi abbiamo approfittato della bella giornata per andare a passeggiare attorno al Visentin, il massiccio del Visentin che è il re delle prealpi bellunesi e trevigiane. Non racconteremo ovviamente sentieri dolomitici, ma sono sentieri essenzialmente prealpini. Se ben ricordate, qualche mese fa siamo stati nell'area cisonese a raccontare un po' quei sentieri della Valle del Ruio ed abbiamo visitato il rifugio dei Lof. Anche in questo caso oggi racconteremo dei sentieri al confine tra Belluno e Treviso. Siamo partiti in auto dal centro di Belluno, siamo saliti attraverso il Nevegal e siamo arrivati alla Casera, qui dove siamo nel piazzale attualmente. Il piazzale della Casera è un punto di partenza molto noto per i bellunesi e non solo, sia nella stagione invernale che in quella estiva. C'è una rete di sentieri molto fitta e quello che percorreremo oggi è il famoso Sentiero delle Creste, che è classicissima per i bellunesi. Passerà il Col Faverghera, il Col Toront e arriveremo in cima al Visentin a 1763 metri, il re appunto delle Prealpi. Il percorso può essere fatto a piedi ma può essere anche svolto grazie alla mountain bike, come potete vedere qui dietro. Da questo punto di vista il panorama è veramente straordinario sulla Val Belluna. Possiamo vedere interamente la dorsale Coppolo Pelf, quella che parte dalle vette feltrine e termina con lo Schiara, il Pelf e il Serva. Possiamo vedere in maniera molto ben distinta oggi il Pizzocco. Per aiutare le persone che non hanno esperienza, qualcuno ha messo questi bellissimi cartelli che aiutano ad identificare le varie vette. Uno dei punti più importanti di questa area è la Casera, che è aperta durante tutto l'arco dell'anno e in questo momento la stanno aprendo per prenderci un caffè. Andiamo a vedere qual è il percorso che faremo oggi. Ovviamente non è solo territorio bellunese, ma andremo anche a raccontare quello trevigiano. Nella parte bellunese abbiamo detto che c'è il Sentiero delle Creste che ci porterà in cima al Visentin. Poi scenderemo fino a Forcella Zoppei e ci innesteremo in quel lunghissimo sentiero che è il Troide Medo. Ma guardiamolo meglio nella cartina.
Dalla Casera ci innestiamo sul Sentiero delle Creste che ci porterà a visitare Monte Faverghera, il Col Torrent, ci porteremo poi al Col Visentin, che è la vetta maggiore a 1763 metri, quindi scenderemo a Forcella Zoppei, dove invertiamo la direzione innestandoci su una strada silvopastorale che ci porterà poi verso il Collon. Al Collon ci innestiamo a sua volta sul Troy de Medo, che qualcuno riporta erroneamente Troy de Metz, e sarà un lungo percorso, lunghissimo percorso, anche impervio se vogliamo, fino ad arrivare al Tombaril, località Tombaril. Da lì deviamo, lasciamo il Troy de Medo, portandoci verso i Prati delle Prese e arrivando alla Busa di Casere Mognoi, e più in alto ritorneremo al Faverghera. Qui ci riportiamo nuovamente sul sentiero di andata e chiudiamo l'itinerario nuovamente qui in Casera. Cominciamo il cammino, siamo sulla strada che ci condurrà alla prima tappa, il rifugio Brigata Alpina Cadore. Durante il cammino incontriamo l'Orto Botanico, che è un sito molto importante, tra l'altro uno dei più significativi e forse anche il primo ad essere stato fondato nel territorio prealpino. È ricchissimo di specie di vario tipo, di fiori, di piante, tutto ciò che si incontra nelle nostre belle montagne. Ecco, in questo punto è significativo anche il raccordo con un altro sentiero. Proprio qui vicino, dietro questa casera, sale il sentiero che parte da Sella di Fadalto, da Santa Croce del Lago, e sale appunto in direttissima verso questo posto ed è molto faticoso, però assai appagante. Il fiato, vedi? È trascorsa circa mezz'ora e siamo nei pressi del rifugio Brigata Alpina Cadore, e qui c'è proprio la vetta del Monte Faverghera e qui alla mia destra ci sono gli impianti di risalita che sono a disposizione per chi volesse raggiungere questa zona più comodamente. Siamo arrivati nei pressi del rifugio Bristot, che è la seconda tappa, il secondo rifugio che incontriamo,
Mentre qui alla nostra sinistra abbiamo un esempio delle antenne, le antenne che sono caratteristiche di questo massiccio, sia del Col Thoront che del Visentin. Poi si sa che è un argomento che divide i pensieri, ma di sicuro è un ambiente particolarmente strategico per le trasmissioni televisive. Questo è fuori discussione. In questo periodo abbiamo una sbocciatura incredibile di rododendri, guardate che spettacolo in questo vallone. Il nostro percorso si è svolto nella parte iniziale tramite la Carrareccia, perché in realtà non abbiamo fatto il Sentiero delle Creste, però in questo momento ci stiamo raccordando verso il Sentiero delle Creste e ne faremo un tratto. Questo è uno dei rari punti di visuale dove capiamo dove passeremo dopo. Sotto questo ghiaione e quel naso roccioso passa il nostro Troide Meadow. In secondo piano, più in basso, vediamo il Lago Morto con la sua spiaggetta sulla destra. Il sentiero coincide con il TV1, che è un'alta via che collega il Grappa con il Cansiglio, ed è bellissimo notare come si faccia da spartiacque tra la Val Apesina e la Conca Bellunese. Siamo ormai arrivati in cima al Visentin, dietro questa forcella appunto c'è l'ultimo strappo. In cima c'è il rifugio, 5° Reggimento Artiglieria Alpina, e c'è una curiosità legata al toponimo Visentin. Visentin è relativamente recente perché anticamente nei documenti è citato come Celestin o Col Santin e pare che il toponimo Visentin si riferisca a un cognome Vicentin. Ha una lunga storia, nasce a fine dell'Ottocento, a cavallo del Novecento, per volontà di un accademico del CAI, tale Budden. Poi è stato aperto negli anni 40, intitolato al 5° Artiglieria da Montagna,
Poi c'è stato un periodo di stop perché c'è stato un incendio e riaperto negli anni 60. Vedo che ci sono tante penne che svolazzano oggi, ma probabilmente c'è qualche manifestazione. A questo punto mi metto anch'io un adeguato copricapo. Abbiamo fatto la prima parte della salita e adesso stiamo scendendo a Forcella Zoppei, stiamo facendo il prato, un po' difficoltoso perché il sentiero non è segnato, però bello. Poi guardate giù di sotto, laggiù Vittorio Veneto e tutta la pianura, una meraviglia. E adesso tra un po' facciamo il Troi di mezzo, quindi torniamo indietro. Allora, siamo partiti dopo questa doverosa sosta con gli alpini in direzione di Forcella Zoppei. Ci siamo fermati qui perché è interessante segnalare questa traccia di sentiero che non tutti conoscono ed è una delle tracce più impervie che si collegano tra la strada che sale da Longhere con il Troi de Medo e arriva esattamente al Crep de Gatoe, che poi vedremo. Ecco, siamo arrivati a Forcella Zoppei, che è uno snodo importantissimo, tra l'altro a livello storico, perché ha sempre messo in contatto i popoli trevigiani con la conca bellunese. Oltretutto arrivano diversi sentieri, da questa parte quelli che partono da Valmorel e altre località limitrofe. Qui c'è un sentierino in cresta che è molto interessante, arriva verso Pian delle Femmine passando per Cima Agnelezze, per il Monte Cor, il Col delle Poiate e il Monte Pezza. Mentre noi adesso scendiamo di qualche metro e ci innestiamo su questa strada forestale che ci porterà ad arrivare al Collon, da dove parte poi il Troi de Medo.
Ecco, siamo arrivati al punto d'inizio del Troide Meadow, che tra l'altro si innesta su un altro circuito ben più ampio che si chiama Troi delle Casere, che parte da Caloniche di sotto, comprende appunto il Troide Meadow e poi scende da qui in direzione di Borgo Collon e Borgo Croda Rossa, passando per il Landro del Collon e la Croda del Nonno. Per capire come orientarci ci sono le cartine geografiche, ci sono trasmissioni televisive, ma ci sono anche delle diavolerie informatiche come questi GPS che vanno tanto di moda adesso. Vi faccio vedere qualche esempio. Qui al polso ho uno strumento di rilevazione della traccia e sto proprio rilevando quanto stiamo facendo oggi. Mentre su questo iPhone, insomma, c'è anche la possibilità di avere altri strumenti in Android, c'è la possibilità di leggere la traccia e quindi in questo caso sto vedendo che non devo continuare per la strada forestale ma devo deviare nella direzione della spalla collinare. Ecco, vi faccio vedere. Ecco, questi percorsi sono scaricabili su determinati siti costruiti appositamente per escursionisti, ma sono anche condivisi tra i vari amanti della montagna. L'inizio del Troide Meadow coincide con questo bellissimo boschetto molto buio, il Bosc del Peuset. In questo periodo sta sbocciando un bel fiore, il giglio di monte, se ne trovano parecchi durante il nostro cammino sul Troide Meadow, guardate che bello. Allora, ci viene da chiedere a cosa serve il Troide Meadow, visto che non sale una montagna. Effettivamente il Troide Meadow taglia orizzontalmente tutto il costone sud-orientale del Visentin e serviva per mettere in collegamento varie località di pascolo e soprattutto di sfalcio. Questi anziani, questi vecchi pastori salivano in quota e rimanevano poi per diverse giornate. Dormivano in questi casoni, in queste casere fatte di biancone, di sasso di calcare, come vediamo in questo caso, e se ne incontrano diverse. Questa è la prima, si chiama Casera de Gatoe e coincide poi con la località. Questa località appunto è località delle Gatoe, che prende il nome da quel crêpe. Quello lassù appunto è il crêpe de Gatoe, che dà il nome alla località e anche alla casera. Ed è interessante notare che c'è la partenza di quella variante che abbiamo ricordato prima scendendo dalla vetta.
La fioritura è veramente straordinaria in questo periodo. Siamo fortunati perché abbiamo incontrato anche un bel fiore di San Giovanni, che è un po' anche il mio nome. Questa è l'unica casera rimasta intatta, è il caserin, detto anche casera di Piccin, e vediamo esattamente come erano costituite, quindi con il tetto in lamiera, degli alberi che fungevano da travi e il caminetto fatto tutto di biancone. Avevano dei posti che si trasformavano poi in letto di fortuna o anche piano per mangiare. Ecco, questa era la vita di un tempo. Il Visentin, a causa della sua geomorfologia di tipo carsico, è scarsissimo d'acqua, ha soltanto due sorgenti, il Tombaril che incontreremo più avanti e questa curiosa sorgente che è chiamata l'acqua. Guardate che ingegnosa questa tecnica per raccogliere ogni gocciolina d'acqua che fuoriesce dalle formazioni rocciose e le raccoglie in quel punto. C'è da dire anche un altro argomento importante: il sentiero è abbastanza impegnativo non tanto per i dislivelli, perché è un saliscendi abbastanza dolce, ma per il fatto che è lungo e senza via di uscita. In caso di brutto tempo, in caso di pericolo, la più importante via di uscita per andare giù al Fadalto è proprio qui, è il Troi della montagna. Secondo me questo è uno dei posti più caratteristici per quel che riguarda la visuale e il panorama. Ci troviamo alla base delle Mandre, giusto sotto il Col Torrent. Qui sotto vediamo perfettamente la Val Appisina con una parte del lago Morto, una parte del lago del Restello, e da questa parte dietro di me c'è una zona boschiva che è chiamata Ponta dei Pez, che più in basso assume il nome di Strapeze. Il panorama è veramente molto bello. Dietro di noi c'è il blocco del Cansiglio, esattamente da questa parte abbiamo il monte Milifret con dietro il monte Pizzocco, e dalla parte di là invece troviamo la pianura di Malga Mezzomiglio con i suoi bei pascoli. Noi siamo giunti da quella parte, proprio sopra quella pineta, si vede la traccia del nostro sentiero. Da notare le pendenze che sono veramente sostenute dalla parte lappisina trevigiana, sono molto più dolci nella parte bellunese perché a livello geomorfologico si tratta di una anticlinale asimmetrica.
I segni sono quelli classici di un sentiero ufficiale CAI. Difatti questo sentiero è mappato e segnalato con il numero 985. La giornata è molto calda, il sentiero è un po' ostico, forse non abbiamo preso la stagione migliore, però è particolare. In questo momento sono a precipizio sopra il lago morto e vale la pena di farlo, possibilmente con il bel tempo, perché non è certo un sentiero da prendere alla leggera, tutt'altro. È anche abbastanza lungo. Questo è il panorama. Quando si va a camminare in montagna ogni tanto si incontrano dei mucchi di sassi così e ci si chiede ma cosa possono essere? Potrebbero essere delle caserre diroccate, ma questa probabilmente non ha le sembianze. In realtà sono masiere. Le masiere erano create per le persone che venivano a sfalciare prendendo i sassi e accumulandoli man mano, perché ovviamente durante l'operazione di sfalcio creava intralcio. Ecco quindi queste curiosità. Ecco, siamo arrivati in località Tombaril, dove c'è la famosa vecchia caserra che ormai non esiste più. Ora facciamo un sentiero che sale in verticale verso i Pra della Pala, quindi andiamo al Sas de Amessa, scavalchiamo questo costone e entriamo nella Busa dove ci sono le caserre Mognoi. Da lì al Monte Faverghera e successivamente concludiamo il giro alla caserra. Ci siamo innestati in questo punto con il TV1 che ci condurrà più in alto verso il Faverghera, ormai siamo arrivati. Questo sentiero sale da Caloniche di Sopra e sullo sfondo abbiamo una bella visuale del lago di Santa Croce e dell'Arco dell'Alpago. Poco prima di raggiungere la sommità del Faverghera, dove ci raccordiamo con il sentiero di andata, incontriamo quest'area che è molto importante, è detta la Busa, e qui c'è le caserre Mognoi, ci sono le caserre Mognoi che hanno rappresentato un simbolo, diciamo, per i pascoli di queste zone.
ormai sono ridotte a un cumulo di massi, ma portano con sé tantissima storia. Ecco, qui in questo punto ci raccordiamo con la strada di partenza che abbiamo percorso questa mattina e in mezz'ora saremo nuovamente alla casera dove terminerà il nostro lungo giro. Siamo tornati così alla civiltà. Ecco, siamo arrivati alla casera dove si conclude il nostro itinerario abbastanza lungo, direi. Vi ricordo che una parte dell'itinerario, quindi la parte trevigiana che si snoda sul Troide Medo, è citata in tutti e due i miei libri, quindi Riscoprire le prealpi trevigiane e I sentieri nascosti delle prealpi trevigiane. Insieme ci sono ben 804 km di sentieri, mappati tutti con il GPS che vi abbiamo spiegato prima, e potrete quindi godere di qualsiasi itinerario per qualsiasi gamba. E ricordatevi che l'itinerario che abbiamo fatto oggi è abbastanza impegnativo per gente allenata, per una gamba quindi sana. Arrivederci alla prossima escursione. Allora, anche questo giro l'abbiamo terminato. Vi posso confessare che sono arrivato veramente molto stanco, un po' per la lunghezza ma soprattutto per il caldo e tutti questi sali e scendi con la telecamera, veramente molto faticoso, però un giro affascinante. Avete visto che panorama, siamo altissimi sull'autostrada e giù di sotto certo non potevano sapere che là sopra c'era qualcuno che camminava. Personalmente sono rimasto sorpreso dalla quantità di casere, quindi di vita che c'era una volta in questi posti, a significare che la montagna era abitata e che forse può tornare ad essere abitata. Un bellissimo giro, ma secondo me da fare ad inizio primavera, ancor meglio probabilmente a fine autunno, per evitare di trovare troppo caldo e soprattutto le erbe tanto alte con l'insidia magari di qualche vipera che abbiamo trovato. Non l'abbiamo uccisa, mi raccomando, non fatelo neanche voi, lasciatele vivere queste povere bestie, state fermi, vedrete che se ne vanno. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio anche Giovanni Carraro e a tutti voi come sempre buona giornata Dolomiti.